Buongiorno a tutti, oggi recensione Cirrus 1000, eccola qui, questa è la scatola spedita da strumentimusicali.net, l'ho valutata tra le altre, è la diciamo entry level. Come si presenta? Serbatoio per l'acqua distillata, questa non necessita di ghiaccio, io ho usato acqua distillata e poi ho preso sul loro consiglio l'Ivifluid della Cameo, eccolo qua. Il marchio diciamo consiglia altri liquidi ma sono tutti simili, diciamo dovrebbe fare il suo lavoro uguale. Allora, l'ho appena accesa, dice 2 minuti fa insomma, è già attiva. Per il funzionamento cosa troviamo qui nel menu? L'intervallo del set 20, non so cosa sia, cioè se siano 20 secondi, quanto dura 30 secondi, il DMX ok se la collega alla centralina e il volume adesso penso sia quanto fumo fa. Time out, devo capire cos'è. La velocità della ventola è questa ventola qua che credo sia quella che spinge il fumo fuori. Nulla di più, quindi facile, qua ci sono appunto il collegamento DMX, se ci sono errori, se è calda attiva, surriscaldata. Questo è il bocchettone uscita fumo, eccolo qua, e adesso prendo il telecomandino e proviamo. In dotazione viene dato anche questo che è il controllo remoto a distanza col telecomandino, vediamo. Qua calcoliamo che siamo all'aperto, però voglio vedere se il fumo rimane basso rispetto alle altre macchine del fumo. Beh, di fumo ne fa, però siamo all'aperto ragazzi. Questo è. Ovviamente, la mettiamo anche un po' più in qua. Allora, da quando ho premuto una volta, lei dovrebbe teoricamente andare per 30 secondi. Vediamo se è vero. La ventola è al minimo, quindi il fumo esce piano piano. Sentiamo se effettivamente... Allora, effettivamente il fumo è sensazione di fresco. Però, chiaro, queste non sono per uso esterno, perché l'aria porta via il fumo ed è normalissimo. Queste vanno usate all'interno. Adesso, senza farmi malanni dentro casa, vediamo... E lei continua ad emettere fumo. Allora, penso che bisogna regolare sì, guardate che bello. Sì. E lui continua finché non la fermiamo. Fantastico, guardate. Io penso che con queste ci si può divertire. Calcolate che sono in 3 metri per 3, 5 secondi e però fa un grande effetto. Apro la porta altrimenti qua mi chiamano i pompieri. Allora, come sempre in ogni mio video vi parlo onestamente senza interessi economici con chi vende questi prodotti. Adesso non vado altro che provarla in queste serate che ho degli eventi all'interno e vi farò vedere altri video. Adesso programmo un pochettino questo, la durata e tutto quanto. Seguite il profilo, ciao a tutti, così vi faccio vedere altri video. Ah, una cosa importante, da vuota pesa veramente 4-5 kg. Con il liquido dentro ovviamente sono 5 litri di acqua che ho messo io prima, eccoli qua, 5 litri e appunto un altro litro di liquido, vai sui 10 litri, sui 10 kg circa. È leggerissima e anche come vedete, guardate, una spanna per 2 misure, guardatevi le misure e le caratteristiche sul sito. Se ve la consiglio, per adesso l'ho provata solo qui e mi piace. Seguite il profilo, metterò altri video e vedremo come lavora.